di tutte le strade, di tutte quelle cose che avete visto nelle immagini della giornata di domenica, siamo riusciti nel giro di poche ore a far ritornare tutto alla normalità. Da domenica sera, vigili del fuoco, volontari della protezione civile, cittadini di Verona al lavoro giorno e notte per ripulire strade, negozi, abitazioni dopo la grande paura. La nostra priorità era riportare la situazione alla normalità, spiega il sindaco Sboarina, che ha deciso di tenere attivo il COC anche nei prossimi giorni. Poi si procederà con la conta precisa dei danni, decine di milioni di euro tra patrimonio pubblico e beni privati. Sono nella mia stanza con gli scuri chiusi perché i vetri di Palazzo Barbieri del comune qui in Piazza Bra sono esplosi completamente. Anche i palazzi storici, i palazzi Scaligeri, quindi quelli che si affacciano su Piazza delle Erbe dove abbiamo la Galleria d'Arte Moderna, anche lì sono esplosi tantissimi vetri, così come il Museo di Storia Naturale, che è una nostra eccellenza, ha subito degli allagamenti, anche lì l'esplosione di una serie di tantissimi vetri, ma poi come vedete gli alberi, pali di illuminazione, impianti semaforici, strade, marciapiedi, giardini. Un elenco lunghissimo, basti dire che nella sola notte di domenica sono state oltre 3.000 le richieste di aiuto, oltre 500 gli alberi abbattuti dalla furia del vento, tra questi anche il cosiddetto cipresso di Goethe, un esemplare secolare divenuto vero e proprio simbolo del giardino di Villa Giusti, un fenomeno atmosferico particolare che ha scatenato la sua potenza sulla città. È stata proprio una striscia, cioè la striscia che parte dal lago di Garda, dove probabilmente si è generato questo evento incredibile, e poi venendo verso la città ha colpito tutta la nostra Valpolicella, ha attraversato la città. Tenete conto che la parte più a sud della città in realtà non è stata praticamente colpita, purtroppo scaricando proprio nella zona della città il massimo della sua furia. Danni pesantissimi anche all'agricoltura nella fascia compresa tra la parte est di Verona fino alla Valpolicella, toccando Isola della Scala e la frazione di Tarmassia. Dove colpito ha fatto danni tremendi, danni del 100%, quindi di fatto il raccolto è totalmente compromesso e chiaramente potrebbe portare dei problemi anche per la successiva stagione produttiva. Stimava il Consorzio di tutela vini della Policella circa un 5% della superficie, non è molto, ma dove ha colpito ha fatto veramente, come ripeto, danni del 100%. Intanto non si placano le polemiche dopo il tweet del giornalista di Repubblica Paolo Berizzi, che di fronte a quanto accaduto aveva parlato di karma riferendosi ai cittadini nazifascisti e nazisti. Oggi le sue scuse a Verona attraverso le pagine del quotidiano. Ho sbagliato, scrive, perché non intendevo invocare una punizione divina contro chi che sia, parole che però non hanno fatto cambiare idea al sindaco Sboarina. Questa mattina abbiamo deciso in giunta di querelarlo e di fare un esposto all'ordine dei giornalisti perché che poi scuse non si riesce a capire perché il tweet di ieri era sufficientemente chiaro. Non è più accettabile, cioè io non accetto più che ci siano gratuitamente, anche e soprattutto in costanza di situazioni di questo tipo in cui siamo tutti impegnati a garantire la sicurezza dei cittadini, a rimettere in ordine quello che il nubifragio ha distrutto, ci sia qualcuno che si prende la libertà di insultare, di offendere in modo gratuito.